cari amici, e siamo arrivati alla seconda parte. E anche stavolta incontriamo Mobilia e Tartaia, cioè Beppe Muncalè e Mario Ferrero. Ciao Tartaia, e allora? Ciao Mobilia, Sen, cammina anche con la storia che mi Tartaio, intanto hai niente da fare. Oh, lo sai. Parei il sun e parei il resto, quindi parliamo d'auto. Va bene, parliamo più d'auto. Dai, ciappa, dosti un sigaretto? Cosa? E fumati? Se fumo, ma è fumo anche film, Carti. Pensa che fumo nazionale esportazione. Ampiadria sarei andua che esportuma ste crinate. Cosa riesbete? Ante i nostri sigarati trovi tu dai rat alle pendule. Piuttosto, Mobilia, stasera, quando si stuma, nduma vai ben mes, nduma an cula piola, an via sasa, Ma mi desbita cocante adesso. an via settembrini. No, guarda, stasera è per proprio neanche. E certo più tardi, fa squaiura da straordinari. E ti fa neanche. Ma se mi tribilo fino per le ore ordinarie, figurati ti fa scuole straordinarie. E poi capisco non perché diciamo straordinarie. Bisogna sempre rischiare, no? Chissà cosa calan da straordinari a queste ore, mai capito. Ad ogni modo, guarda, mi rincresma per proprio neanche la mia baby con te stasera. Bisogna che travaia. Sì, e lei sempre dilumi. Il lavoro è la sirena dei pompisti adesso. Ma lei sono salita, no? Il lavoro è la rovina del bevitore. Vecchio proverbio piolistico. Senti, piuttosto, Tartaia, fuma una cosa. Trovo se quando mi finisco gli straordinari, parei magari andiamo insieme al mio club ginnico atletico. Parei se fuma un po' di movimento, un po' di sport. E tu sai che sono iscritti al Superman Club? Assam! Anche a mia turna. Assam! Ah sì? Ma capisci? Ma cosa che una frega a me del club ginnico? Mi per neanche andare a Rachitic Club. E vedi neanche le Iosca stanno insieme perché la pelle ai tempi sembla. Figurati. Ti smaga un balista. Mi lei a fastidi per il metro. Oh, senti che robe. Proprio te la fastidio per il lavoro. Sì, proprio me. Lei fino a giocare con quella stasi dal capo che hauria fatto cambiare lavorazione, hauria fatto tornare le teste di Guccin, figurati. Oh, un travaglio concetto lì. Lei Tartaglia mi deve fare le capocchie degli spilli alla dime. Malpanza descrittamente. Ma no, ha capito? Parlo come alla dime al capo. E ti cosa le rispondi? E lei rispondì che savoria le capocchie gli faceva fefe da sua sorella. Se una cartartaia, ti una volta a piedi mostra di essere proprio in biovo. Ma senti che parla d'ambiovo? Proprio te che tu ti di rischi alla galera per porto abusivo e a faccia da stupido? Se una tartaia, fa il gas un po' piccino, neanche a me ne offende, né? No, mi ti offendo neanche. Le mie
Torna con la tromba. Le mie sono contestazioni alla testa che è come la val germanasca. Come sarebbe a dirlo lì? È una vasta area depressa. Meno male che l'ha inventato le smane curte, parai quei di la sman almeno e per evitare insieme il fidi con tua snave, ecco. Mobilia, sen, ti siete intelligent e taschi che l'ha inventato la smana curta. Ma naturale, sono i sindacati almeno, penso. No, l'ha inventata Don Lurio e Fanfani. Che clu? Sai cosa che Dio? Ti te manda alla mutua un dio l'auto. Mita schino. Ciao Tartaia! Ciao Mobilia. Mo, mi se ne perché che sia sempre imbrutti parei. Boh, a sarà morto. Sì, mate zarasti. E per di più c'è anche un bel tartaiun che parla insieme a te da fesse Lernia. Ma sgonfia neanche. Un bel amici te. Bravo, lei conoscete. Ma fa niente. Non proprio niente. Adesso io vado a campiare un po'. Io vado a campiare un po'. Sì, lo sai, vas a campere un po' solletta, No, te la sbagliate, vado a campiare in salsufo. Ciao. La canzone che canta Paulin è intitolata Strasè, proprio come libera poesie che Mario Castagneri ha pubblicato da quasi nani. Cari amici, sono Paulin, sono sia nostra qua, con Dario De Ambrogi. La sua chitarra. Stasera vorrei parlare una strasè. Sì, perché Mario era un piola e l'ho sentito la corte da sta piola. Passai una strasè e allora Mario con questa sua fantasia che ha le senza limiti ha fatto questa canzone che appunto il titolo è Strasè. Vengo dal mondo di sei, la poesia, la gente non guarda andes, per fare mia. Sanno anche mi sono si per portare via, tutte le illusioni, dal tempo perduto. Campeggi dal Pugel, ogni sagrin, capeggia dal Pugel, ogni amarassa, vei che voi altri ai restiamo a calbin, che io libera per sempre alla tristezza. Somma campo vera strasè e vivo mi con illusione, mental messag mi vei pour te, tout long capel deven magum. Chi la can campa giù, sovel da sposa, quel vel che mai là poteva te. Lo sai, è una reliquia preziosa, ma cosa sa la fama più re. Campe me gioia fan e le miserie, già un campo giù che mi via porto via, campe me giù anche tutte vostre borie, ogni vostra illusione è fularia. Campo me ci ricorda
alle persone che l'amborsava bene e son pinan che rimpiante gli amore le campagne che sono morto andrete al bosco arpiano già in campeggiando dentro al messac ricorda fetta amor ed illusione sulla strada dal mondo di Falabrac se porta un'invietude ci amo perduto se porta un'invietude ci amo perduto Strasse farà mieux Strasse farà mieux Il signore che spinge un bidone in Corso Vittorio lo forma al civico, fa due occhi o dalla mutua col bidone, donde la mutua, che la famiglia l'era entrare al traffico, ma mi donde la mutua col bidone lei mai visto, ma il dottore la di mettere per telorino e si smette con che idea. E adesso è Armando Rossi che insieme alla città Paola Bertoldo presenteranno al primo episodio della serie Gli interrogativi ad me Carlin. Pullman e autostop. Papalino, Oh, cosa chi fa? e gioca? E con chi? Sul sol? E gioca da sol? Ma ti, quando che giochi, e sei in compagnia? Come staria di? O tlas amis, o tlas mamina. E bituma che sia parei? E allora cosa vorrei fare? Ande al Valentin, dato che intorno a via Barbarù, giardin per cure, ai naienun. Al Valentin, ma troppo lontano, e mi in tempo di compagnia te. Ma mi va da sul, Da sul, alla tua età. e fa sull'autostop, Già, e da via Barbarù al Valentin. E chi treve catcaria? an pullman. E il pullman a taceta? Le paga maceta, mi monto. Poi, al momento paghe, e da gambietta de smila. E il trambiere, calamai la resta, a Facalè. Con 3 pullman arrivo al Valentin. Mai saputo avere un più così dritto. Son fiol me pare? Ma prima tu il bietta di smila, chi tu dà? Ti, Mi? per femendel Valentin. Beh, vedruma. Per antan cura intorno alla tavola e la smilese. Carlì, pianta lì, fe fracas. To, ciapa le 10.000 lire e riporti a cane, Grazie papalino e ciao, dillo ti a mamina. Dilluti. Ma quando lei che la vruma non tocca giardino intorno a nostra? Ravus, tornando a Canassaria dal Murin, nella schiurda in gasie tra mesi a Romi, io sentì una voce che aveva chiamato, una voce gentile che aveva detto, Pinin. Dopo, in respir leggero, mi ausi e sono sentimi contro il corpo ai man, code di una donna che era più il man, mentre la voce la diceva, oh il mio Pinin. Ben avete visto che mi soffranin, dopo dei buchi ben ieri di samata, come saravano i bracci, cada, ben fatta, con la voce besbie, si qui, Pinin. Per non perché, mi diceva, il tomurin, però tan piace che la testa ciuca, chi sei? Io mai basala la tua buca. E la voce la ghignava, mai, Pinin. Che buon perfume dai danno i risolin, dismi ma che il colore di cavalli che tena un mese di, sono i biondi,
Nai, e la sua voce, quel che non fa pinin. Godmi, perché fa presto di mattina, vai canarmi che sono, tanto per va via. Te, pensami me che piace, a simpatia, ma straks mi sciascia incontra te, pinin. Un mio baciare e ai botte del campanile ancora parlava avanti dai miei braccia. Ritardo, sermi pinan, mi venne pace, mi sono rato gioventù, me poi pinin. A sto punto eu sareve chiamave, ma Carlo Campanini, andù a lei? E mi rispondu, ale sì. E au fa sente al prim numero che l'ha interpretato ant la sua carriera artistica. A me ha lanciato me tante volte come che l'emlume l'idea a fare l'artista. All'embalin che lei sempre avuto dall'età a 2 anni. E mi ricordo che andasi a scuola e era sempre in cantun perché ha sentito un po' di rumore. Chi è stato? E io te dicevo, è Campanini che ci fa ridere. E mi sapeva proprio neanche cosa la via fai per ferie. Ad ogni modo, un bel dì, e pure andò al Teatro Rossini. Era la compagnia Testa Bonelli, che faceva un successo enorme, ma accostava adesso la platea e mi aveva neanche. E allora sono andato a vendere le gaseuse. E era il padrone del bar che si chiamava Momo. E un bel dia la licenziamo perché la dime c'è l'unico a cui cavendo che crionen chi comanda vin birra gaseosa e essi fuori della vaniglia. Mi vergognava perché per me quando andasi sul velare era un mondo nuovo, come vedessi la vita su Marte. E poi dopo un bel dì ero dal 1926 e lei sentì che la compagnia Casaleggio cercava un comic per andare in America. Sun presentame come cantante. Allora dime sì, la voce non è male, ha una bella voce, ma noi l'uomo ha bisogno di un comic. E mi era fame un cid monologo e l'aveva imparato in fabbrica e traveava la Sigma, Società Italiana Costruzione Molle e Affini. E il mio aiutante, che lavorava con me al tornio, accaccava in una maniera che l'aveva mai visto nessuno. Siccome lo piavo un po' in bala, ossia lo piavo un giro, mi vorrei difendo, ma se non è un cursumne che piano piano e lei imparò che anche me. E allora lei cercava di sfruttare questa cosa che faceva ria la gente e lei fa un piccolo monologo. E il commendatore Casaleggio, che è stato il mio primo maestro, alla fame debuté alla compagnia al Teatro Rossini con questo piccolo sacrestano che era mandato al paese a Turin per questa commissione. E allora tornava al paese e raccontava la sua avventura turinese. A diceva, e su andata a Turin a portare cui deslire a Madama Petrarca, che è dovia al Papa, al parco del paese. E su andata a Truela, lei dice, Madama Petrarca, e lei portai la cifra che il Papa al parco dovia. E chi la fa? Oh, mi dispiace, ma mia figlia non c'è. È andata a Varazze a fare la vacca alla vacanza e tornerà più tardi. Lei dice, ma io ci lascio la cifra e se la dà lei. Dice, già che è qui si faccia un bagno. E sono andata a fare il bagno. Che bella, la prima volta che vedi al mare. E era lì nell'acqua, tranquilla, arrivava sia alla gola, setà. E tutto in quel momento lei visse che l'acqua alle buttasse a fare le gole. Lei ha detto, oh mamma mia, che siamo pesce cani, all'avvio ma piano 1, 2 o 3 di prima. Poi dopo è su un tranquillizzato perché era al pesce cane, era mica a mezzogiorno, la via mangiai fasei. E poi dopo lei dirà, adesso la commissione lei fa e poi torniamo a casa. E su andai a piedi al treno che mi portava al paese, ma passando per Piazza San Carlo e lei visse che era tutti i cucù.
i culum per terra. E così alle piame l'aveva con te. E era 2 minuti che gli contava, e arrivano che fa, lei cosa fa? Dico, e conto i culum. Non lo sa che è proibito? Non lo sapeva pa. Dica un po' quante ne ha contate. Ma sai neanche, l'avrei contate 10 o 15, fa 15 lire. E lei due delle le 15 lire. Allora dimmi tutte, ma che fol che c'è? Che fol? E son furb, perché mi l'aveva contate più 250, ma lei padello che è. E poi sono tornato al paese. E lì il dardo di Apollo scoccò. Insomma, chi è che lì, quelli che fa innamorare, lei non è Apollo, insomma, con la famiglia lì, alla fame innamorare da figlia. Allora sono andai da mio papà e gli disse, papà, guarda che mi sono proprio innamorato con la figlia e vuoi sposarla. E mio papà la disse, no, e per non sposarla. È un segreto che adesso confesso a te. Quella lì potrai mai sposarla perché è tua sorella. No, sì, ma tanto per te. Mia mamma l'ha vista che deperia, che mangiava pinang, un bel dì la chiamava, ma cosa che lascia? Mamma, mi sono innamorata con la figlia. E ben, papà la disse che potrai sposarla. E perché? Perché ha detto che alle mie sorelle. No, sì, alla dime, però non ditelo. Ma va tranquillo, sposala finché vuole. Ma come mamma, sei la mia sorella? Ma no, è Dio mio che vuole sposarla. Perché anche te e c'è sempre il tuo pare. E così, alla fine l'idillio. E anche sta smana e l'uma finì. Alan partecipa al piccolo coro dal Maffei, l'orchestra Romano Farinatti, la banda musicale Eliana Mumbersè e Luciana Barberis. Tanti saluti a tutti dai vostri Mario Castagneri e Giorgio Lupica.